Grazie consigliere. Tiene anche la parola al consigliere Signori, prego. Io volevo sottoporre all'attenzione di questo Consiglio Comunale un problema che sicuramente ne ha attecchito e sicuramente molti conoscono o addirittura tutti quanti ben conosciamo, ed è la situazione di Tezze sul Brenta e dei lavoratori della Tricom PM. E volevo sottoporre all'attenzione di questo Consiglio Comunale una mozione che non da discutere certamente questa sera, non sicuramente da andare a votare questa sera, ma sottoporre all'attenzione dei consigli comunali su queste circostanze. La vado semplicemente a leggere, poi la depositiamo se sarà il caso, se i capigruppi riterranno, se la procedura lo consentirà e via dicendo, tutto quello che volete, poi sarà occasione eventualmente di dibattito. 2 pesi e 2 misure, quelli usati nel ricercare e rendere giustizia sul caso Tricom PM tra i tribunali di Cittadella e Bassano del Grappa, ma anche tra gli stessi organi giudicanti del medesimo tribunale di Bassano del Grappa. Al tribunale di Padova, sezione Cittadella, furono necessari soli 2 anni per individuare la sorgente inquinante di cromo esavalente, nickel, eccetera, e poi altri 3 per giudicare nel 2006 alla sentenza di colpevolezza e di condanna, oggi definitiva, 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.250.000 euro di multa inflitti al responsabile proprietario dello stabilimento per il delitto di avvelenamento colposo plurimo. Il giudice di prime cure, nel contenuto dibattimentale e delle testimonianze rese, ha ritenuto sussistessero ragioni per trasmettere gli atti al Tribunale di Bassano del Grappa perché fossero accertate ulteriori responsabilità nella condotta dei soggetti che si fossero resi responsabili a vario titolo di tale grave delitto. Se si fosse data lettura attenta alla sentenza emessa dal giudice di prime cure di Padova, sezione di Cittadella, che ricordo si compone di oltre 300 pagine di solo testo della sentenza senza gli atti, le perizie e gli allegati, avrebbe avuto modo di rilevare che le responsabilità non erano attribuibili solo all'imputato Zampierin, per cui bene fece il giudice inviare gli atti per competenza al Tribunale di Bassano del Grappa. L'allora Ministro dell'Ambiente rilevò l'alta qualità di quella sentenza, specificando che in specie in quella sentenza non veniva riconosciuto il semplice reato di inquinamento, ma di avvelenamento e attentato alla salute pubblica. Nella storia della vicenda Tricom troviamo numerose famiglie e singoli cittadini, quali esponenti e querelanti per i fatti poi accertati in sentenza penale del Tribunale di Padova. Una di queste famiglie ha sporto denuncia anche presso il Tribunale di Bassano del Grappa, senza mai essere stata convocata e sentita. Questa famiglia si è costituita parte civile insieme ad altre e ad altri enti pubblici, compresa l'Avvocatura dello Stato, nel procedimento di Padova, vedendosi riconosciuto il danno subito dall'azione di avvelenamento perpetuato per 30 anni dalla ditta Tricom PM. Dal Tribunale di Bassano del Grappa prendiamo atto invece che vi sono state 2 richieste di archiviazione del caso da parte del pubblico ministero e poi dopo un numero imprecisato di udienze e diverse perizie tecniche eseguite proprio su incarico del Tribunale, nonostante la richiesta di condanna avanzata dallo stesso pubblico ministero con richiesta di pene a 12 anni e 8 mesi per gli imputati, dopo una Camera di Consiglio di 12 minuti è arrivata la sentenza di assoluzione degli imputati con la motivazione che il fatto non sussista. Siamo rispettosi delle sentenze e ci riserviamo di analizzare attentamente le motivazioni che saranno depositate, ma non ci possiamo esimere dal fare un'analisi politica sulla sentenza, sui fatti che l'hanno generata, senza tralasciare le responsabilità di soggetti che, menzionati nella sentenza patavina, non sono stati, per quanto ci consta, nemmeno indagati, e tra questi, come sollevato dallo stesso Avvocato dello Stato, Avvocato Schiesaro, nella ringa conclusiva del processo di Cittadella, il ruolo e le responsabilità di soggetti nello stesso Tribunale di Bassano del Grappa. Perché Cittadella è stata così solerte quando invece il Tribunale di Bassano sapeva ed il vaso di Pandora l'aveva scoperchiato proprio lui per fatti accaduti a partire dal 74? Ci sono voluti 30 anni per acclarare che il danno ambientale, l'avvelenamento, era stato procurato dalla ditta Tricom PM e solo grazie al lavoro attento della Procura del Tribunale di Padova siamo riusciti ad arrivare a una sentenza definitiva. Ci troviamo quindi con una sentenza definitiva che ha accertato il nesso causale tra lavoro svolto e insorgenza di malattia che ha portato alla morte dei lavoratori, e un'altra che vorrebbe scaricare ogni colpa sul fumo di sigaretta senza tenere in considerazione che alcuni il vizio del fumo era stato già dismesso da decenni, per cui il collegamento, se non altro per mera situazione sanitaria, risulterebbe essere un pochettino azzardato. Ben 6 perizie, infatti, prodotte nel processo di Cittadella avevano accertato l'impatto sulla salute del cromo, del nickel e di altri metalli. Una era persino cinese.
Perizie prodotte su incarico del Tribunale di Bassano del Grappa hanno confermato la predominanza degli effetti del cromo sulla salute dei lavoratori. Perché quindi ci si è fermati esclusivamente sul cromo e non si sono analizzati gli effetti per esempio del nickel? Se si sente in queste vicende che le istituzioni perdono fiducia e perdono credibilità, e il caso in ispecie sembra supportare questo parere. Si sente anche dire che appena depositate le motivazioni ne seguirà l'appello. Sarebbe a nostro avviso significativo che anche la Procura di Bassano del Grappa interponesse appello contro la sentenza emessa nel maggio ultimo scorso dal giudice del Tribunale di Bassano. Vediamo più avanti, se questo Consiglio accetterà la proposta, le tappe più significative della vicenda per renderci conto della realtà e comprenderne la gravità e accertare il fatto che tutto è avvenuto in un silenzio voluto per 30 anni, durante i quali tutti sapevano tutto, igiene pubblica, l'ARPA, il Comune, la Provincia, e fatto ancor più grave lo stesso Tribunale, ma soprattutto che questo non è una mera astrazione della mente, una fantasia riprodotta sulla carta, ma riguarda tragedie vere, vissute all'interno di famiglie vere, storie di uomini veri, lavoratori che oggi non ci sono più, per fatti delittuosi che concretamente e irrimediabilmente hanno avvelenato il territorio dove viviamo e che vedono oggi gli oneri per ogni tipo di intervento ricadere tutti sui contribuenti, il tutto per gravi responsabilità di soggetti privati, ma anche soggetti delle stesse istituzioni, che i fatti storici che saranno narrati e portati alla vostra attenzione e che sono l'oggetto che oggi vogliamo proporre per l'analisi politica nel dibattimento di questo Consiglio Comunale, naturalmente se la proposta sarà accolta, il tutto quale documento di solidarietà civile verso chi oggi non c'è più, ma anche verso le famiglie che da 30 anni ne attendono giustizia e chiarezza. Grazie consigliere. Dopo te Ne prenderemo visione e poi decideremo sul da farsi. Ci sono altre interrogazioni? Do la parola al Sindaco per alcune risposte. Sì, allora